Quando è stata la prima volta che hai conosciuto Carlo Scarpa? Quando mi sono laureato avevo capito e intuito che in pratica per imparare realmente, diciamo così, il mestiere di architetto era importante andare a bottega. E allora per me, che ero molto interessato dell'architettura organica, perché mi piaceva moltissimo Wright, mi piaceva l'architettura organica perché era attenta ai materiali, al rapporto umano, eccetera. Sono andato a Venezia dal professor Carlo Scarpa e gli ho chiesto se potevo in pratica andare a lavorare da lui. A quell'epoca lui lavorava ad Asolo.